30 novembre 1999. A Seattle, negli Stati Uniti, è in programma la conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio organizzata per definire il negoziato sulla liberalizzazione degli scambi in vista del nuovo millennio. Per le strade della città americana si riversano decine di migliaia di manifestanti che protestano contro la globalizzazione imposta dal WTO. È una mobilitazione collettiva senza precedenti, sia per la consistenza numerica dei partecipanti che per la natura stessa della contestazione. Le manifestazioni, che erano cominciate in maniera pacifica, degenerano rapidamente a causa della presenza fra i manifestanti di gruppi anarchici vestiti di nero. I Black Bloc, così vengono ribattezzati, prendono d'assalto i negozi delle multinazionali e le banche, distruggendo le vetrine e devastando tutto ciò che incontrano. Gli scontri con la polizia sono violentissimi e le autorità sono costrette a dichiarare lo stato di emergenza. Interviene la Guardia Nazionale e comincia una brutale repressione. Oltre ai manganelli, vengono usati proiettili di gomma, gas lacrimogeni e spray al peperoncino. Oltre 600 persone vengono arrestate. Il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, interviene tentando di mediare fra i manifestanti e i delegati del WTO, che però il 3 dicembre annunciano che l'accordo non è stato trovato. Il 6 dicembre il capo della polizia di Seattle si dimette affermando di avere la piena responsabilità per le decisioni prese durante il picco delle proteste. Negli anni successivi il movimento No Global cresce fino a diventare enorme e capace di notevoli dimostrazioni di forza e di violenti scontri, come quelli delle manifestazioni a Genova del 2001 contro il G8.